In prima categoria girone B per la settima giornata di campionato sfida tra due teste di serie in piena zona play-off. La GV, secondo posto con 13 punti in maglia rossa, contro l'Amici Marassi in maglia bianca che con 9 punti occupa la quinta posizione. Parte subito forte l'Amici Marassi, dopo appena 4 minuti di gioco insacca di precisione Perego sbloccando il risultato 1-0, assist man Monbelloni. Equilibrio fra le parti fino alla mezz'ora, quando John Maresi punta la porta dalla distanza e attento devia in angolo Lucchetti. Al 40esimo ancora protagonista il portiere di casa, che con sicurezza ferma il tentativo di raddoppio di Costantino. Passa appena un minuto e c'è una buona occasione per la GV. A pettinare il palo è il piede di Zizzi. Si passa così al secondo tempo, filmato e montato da Enrico Figus. Dopo 17 minuti senza particolari emozioni, torna in gol l'Amici Marassi, con il rasoterra di Costantino che centra l'angolino basso. A 10 minuti dal termine, ancora in gol la squadra ospite. Ancora Costantino che finalizza le intenzioni di Notar Nicola, chiudendo sul risultato di 0-3. Due sconfitte in una sola settimana fanno perdere alla GV la posizione di capolista, mentre i 3 gol e i 3 punti sono fondamentali per l'Amici Marassi.